vincitore? 24 perdenti. I perdenti come li mangia a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Formula 1 2011. Quest'oggi ci ritroviamo all'interno del Gran Premio di Singapore, pronti ad affrontare 12 giri all'interno di questo fantastico circuito notturno. Le previsioni meteo sono abbastanza idonee, infatti potete vedere l'ombrellino con lo 0% accanto, quindi non troviamo alcuna nuvoletta al di sopra del nostro cielo stellato e a quanto pare siamo pronti per entrare in pista al settimo posto. Allora, un settimo posto sudato davvero molto. Diamo un'occhiatina ai tempi, i tempi non sono disponibili, comunque sono riuscito a fare un giro davvero molto veloce, 1.37.340, anche se nelle qualifiche precedenti ero riuscito a ottenere qualcosa di meglio. Comunque tutto si aggira all'interno di pochi secondi, cioè i primi nella top 10 sono riusciti ad aggirarsi all'interno di questo 1.37, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Allora, vediamo un po', all'interno dei pneumatici potete vedere che i nostri pneumatici sono stati spremuti a dovere 71%, quindi una strategia di gara consigliata è quella di fermarci al quinto giro. Io concordo, speriamo che le gomme tengano fino al quinto giro, perché abbiamo 12 giri da affrontare, visto che ogni giro è lungo circa 1 minuto e 40, quindi hanno davvero molto da spendere questi pneumatici. Per quanto riguarda l'assetto, ragazzi, il circuito è un circuito cittadino, se non lo sapete è simile a Monte Carlo, perché è un circuito delimitato da alcune recinzioni e come potete ben vedere ho impostato l'alettone posteriore davvero molto alto, praticamente ci siamo issati una vela, la frenata è regolata in maniera tale che spostiamo il peso sull'anteriore, quindi abbiamo una sorta di servosterzo, una sorta di sovrasterzo, scusate, in più, e come potete vedere la barra anteriore lì è impostata in maniera seguente, quindi abbiamo molta più aderenza in curva, molta più reattività, però i pneumatici si usurano molto più rapidamente. Allora, e questo è quello infatti che ci preoccupa. Per quanto riguarda il cambio, ragazzi, è stato impostato tutto secondo un valore medio e quindi otteniamo una sorta di accelerazione nelle prime curve più lente e per spremere tutto all'interno dei rettilinei più lunghi. Allora, per quanto riguarda le sospensioni invece si alternano su questi valori un po' discreti per ottenere quindi la percorrenza sui corduli molto più vantaggiosa e quindi ottenere anche una sorta di reattività della vettura davvero notevole. Allora, diamo un'occhiatina all'assetto, ormai è impostato secondo la maniera migliore. Andiamo dal nostro ingegnerone, andiamo alla gara, vediamo. È tutto pronto? Perfetto. Allora, pronti ragazzi, facciamo una partenza spettacolare come l'abbiamo fatta all'interno del Gran Premio precedente. Vediamo un po' dalla settima posizione quello che riusciamo a fare. Eccoci ragazzi all'interno del nostro campo di battaglia, pronti a lasciare lo schieramento. Vediamo un po', si accendono i 5 semafori ed ecco che inizia il Gran Premio di Singapore con le autovetture che lasciano i loro schieramenti iniziali. Webber, Jenson Button, Vettel, Massa in seconda posizione ed ecco le due Ferrari che affrontano le McLaren, ci investono, mamma mia ragazzi, vediamo se riusciamo a tenere il controllo. Lewis Hamilton in prima posizione, vediamo se riusciamo a beccarlo, partiamo a tutta birra, Felipe Massa accanto a noi, vediamo se riusciamo a prendere Lewis Hamilton ragazzi, che si ritrova in prima posizione con la sua McLaren avanti, ecco con le gomme super soft che si ritrova identica alle nostre. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Miscela elevata, motore abbastanza surriscaldato, guardate un po' ragazzi, l'abbiamo spremuto a dovere, molto vicini a Lewis Hamilton, stiamo incollati, cerchiamo di non perdere niente. Ha preso un po' la curva larga, cerchiamo che speriamo anche che i freni tengano ragazzi, sono dei freni molto piccoli, molto più leggeri ma molto meno efficienti. Allora diamo un'occhiatina, ecco siamo molto vicini a Lewis Hamilton, cerchiamo di non distaccarci. Che partenza fenomenale ragazzi, siamo riusciti a guadagnare 5 posizioni in un batter d'occhio. La nostra autovettura dispone di una trazione magnifica e non ci ritroviamo neanche tanto distanti da Lewis Hamilton. Ed ecco la classifica che si è evoluta: Hamilton, Alonso, Felipe Massa in terza posizione. Non c'è la stessa rivalità che vi era con Barrichello, con Felipe Massa, perché Felipe Massa è molto più intrigante di Barrichello, molto più azzardato nei movimenti e riesce infatti ad ottenere questi fantastici posti che può far guadagnare alla nostra scuderia numerosi punti per battere questi stronzoni, soprattutto anche a fine campionato.
Allora, Singapore ragazzi è una gara fantastica, infatti come potete vedere ci ritroviamo all'interno di questa cittadina simile a Monte Carlo, molto stretta, infatti i sorpassi sono quasi impossibili, anche se è possibile farne qualcuno però con molta attenzione, perché se si danneggia l'autovettura poi i meccanici andranno su tutte le furie, quindi è meglio regolare anche il carburante, soprattutto perché le gomme ragazzi si ritrovavano al 71%, il motore è in fiamme, guardate un po', dobbiamo installare un bel raffreddamento a liquido sul motore invece di questo raffreddamento ad aria che abbiamo. Come potete ben vedere ritroviamo le gomme molto incandescenti, guardate un po', a questa difficoltà è davvero molto complicato gestire tutti i parametri che consentono all'autovettura di raggiungere una sorta di posizione magnifica all'interno del tracciato. Infatti potete vedere che la lava schizza anche sul mio schermo di quanto sono incandescenti le gomme posteriori. Stiamo migliorando anche il giro migliore, quindi siamo molto più veloci di Hamilton nel primo settore, questo mi rassicura. Allora avanziamo sempre con il carburante gestito in maniera regolare, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Benissimo, il KERS è stato utilizzato in maniera regolare, quindi abbiamo ancora un po' di KERS per spremerlo all'interno degli ultimi giri. È una gara molto versatile, però anche una delle più lunghe, infatti ritroviamo 12 giri di 1 minuto e 40 ed è anche abbastanza lunga, e nel momento in cui le gare sono così lunghe i pneumatici ne risentono molto, quindi la tattica che deve essere utilizzata deve essere non perfetta, ma più che perfetta. Allora, ed ecco che continuiamo a migliorare il nostro tempo su Hamilton, ci stiamo avvicinando e continuiamo anche a far avvicinare Massa alla nostra posizione. Il serpentone ormai si è allungato ragazzi, come potete notare nella minimappa in basso. Cosa dire? Vediamo un po' se riusciamo a tenere questa posizione, anche perché nelle qualifiche ero riuscito a ottenere tempi migliori del settimo posto, però come potete ben vedere a questa difficoltà è difficile fare qualsiasi cosa, tenere sotto controllo anche i freni è importante, il motore ormai si è raffreddato benissimo, quindi devo tenere sott'occhio un sacco di cose. Comunque un settimo posto è stato fantastico per ottenere quindi questa prestazione. Attenzione a Felipe Massa che ci sta superando, quarta posizione Jenson Button con la sua McLaren, le Ferrari e le McLaren potete vedere che si stanno scontrando a cielo aperto all'interno di questo campo di battaglia, chiamiamolo così. La prossima gara ragazzi sarà la gara ambientata all'interno del tracciato giapponese di Suzuka, un tracciato che conosco come le mie tasche perché l'ho giocato tantissimo al Gran Turismo 5 e quindi è un tracciato che conosco benissimo, è un tracciato fantastico, pieno di curve, infatti è uno dei tracciati più complicati del Gran Premio, però è uno dei miei preferiti perché ci ho giocato così tanto su quel tracciato che lo conosco veramente come le mie tasche. Allora diamo un'occhiata, guardate quanto sono incandescenti le gomme, speriamo che tengano altri 2 giri ragazzi, che i nostri meccanici appena entriamo in box ce li raffreddino con un po' di compressore, un po' di aria compressa. Comunque vediamo un po' cosa fare. Perfetto, affrontiamo queste ultime chicane, l'ultimo rettilineo, vediamo un po' Hamilton, quello è Lewis Hamilton, ma è che stiamo doppiando qualcun altro, e infatti ma che c'è? Una vettura che perde olio all'interno della mappa, perché è stranissimo. Il pilota alle tue spalle ti sta raggiungendo, spingi, Sto forza. spingendo, mi sto avvicinando anche al primo in classifica, questo ingegnere va a finire che appena arrivo ai box gli do uno schiaffo che lo faccio dormire per 10 ore ragazzi. Comunque per quanto riguarda Magic ragazzi, acquisterò Magic, il nuovo gioco di carte, per chi non l'avesse ancora visto, 2013, guardate il video precedente a questo gameplay di Formula 1. È il gioco molto intrigante, lo acquisterò e effettuerò una serie simile a quella di Shogun, come ho detto all'interno dei gameplay precedenti, una sorta di campagna molto ben accurata, seguita da numerosi gameplay multiplayer. Questo è Petrov ragazzi, ma scusa, Petrov non era alla sesta posizione, come mai sei finito così in basso amico mio? Mi meraviglio di te caro sovietico qua accanto a noi, amico mio sovietico, amo madre Russia, vodka eccetera. Benissimo, questi doppiati creano sempre molti problemi, infatti guardate dopo Felipe Massa è costretto a rallentare, una sorta di safety car quel Petrov laggiù. Tanto Hamilton, addio, ha alzato la vela, vento in poppa, motori accesi e l'abbiamo perso. Vi dicevo, effettuerò dei gameplay su Magic, che ho visto che vi è piaciuto davvero molto, è uno dei game che preferisco, oltre a Yu-Gi-Oh! Ok, eccoci al pit stop, pronti per entrare. Dov'è il pit stop? Ah no, alla prossima curva, benissimo, stavo per entrare all'interno della tribuna. Allora, speriamo che i nostri meccanici... ragazzi, stavo investendo. Speriamo che i nostri meccanici abbiano le mani, come dico sempre, unte d'olio per cambiare tutto nella maniera più rapida possibile. Vediamo che cosa succede. Ok, benissimo, entriamo. Eccolo qua, il pit stop, entriamo. Bene.
Wow ragazzi, guardate che entriamo molto piano. Siamo scesi al Perché terzo entriamo così posto. piano ragazzi? Blocco illecito. Blocco illecito, che cosa ho fatto? Fatemi posizionare, ecco qua. I meccanici Ferrari. Eccoci qua ragazzi, i meccanici Ferrari, cambiatemi tutto amici miei, grazie, benissimo. Vediamo se possiamo Vai, uscire. via. Wow ragazzi, ma stranissimo che siamo entrati così piano all'interno dei box. Davvero mi meraviglio del PC perché non ho impostato la modalità che entro in automatico ai box, che entro da solo ai box. Ho impostato la modalità che si entra in automatico per Via evitare libera, via problemi. Allora, visto che ai box non sono così bravo a entrare, che anche con questa aiuto sosta sbatto di qua e di là. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Cerchiamo di preservare i pneumatici. Abbiamo ricevuto un bel telegramma. Guardate qua, ve lo leggo adesso. Un bel telegramma. Attenzione, hai ricevuto un avvertimento blocco illecito. Appena arriviamo a fine gara ti prendiamo a schiaffi, perché il gioco con questa sosta automatica ti ha fatto entrare così piano, anche se la colpa non è tua. Avete visto ragazzi che bel telegramma che ci è arrivato. Abbiamo perso numerose posizioni perché Devi ovviamente andare più forte, la vettura alle tue spalle si avvicina. tutti si dovranno fermare. A questo qua io lo uccido appena arrivo ai box. Abbiamo un bel po' di carburante da utilizzare, quindi in questa ultima fase del tracciato lo utilizziamo. Anzi no, ripensando ci rimettiamo sul normale, perché ancora ho guardato i giri e ho detto mamma mia, qua ci lasciamo le penne. Pneumatici duri pronti ad affrontare un vero e proprio tracciato in rettilineo, anche se questo non lo è, però non possiamo continuare con quelle gomme che sembravano prese da Mordor, dal vulcano del Signore degli Anelli, che le hanno forgiate là dentro. Benissimo, allora c'è qua lo yacht, la Costa Concordia ragazzi, che è stata rimessa a nuovo. Guardatela lì sulla destra, l'abbiamo superata adesso. Allora ecco, siamo già passati dalla pit lane. Felipe Massa ci ha superato, dannazioni meccanici, questa volta le mani l'hanno messe nel burro, non l'hanno messo nell'olio, sono ancora molto più veloci. Allora cerchiamo di prenderlo al nostro Felipe Massa con la bandiera italiana dietro il suo lettone posteriore. Benissimo ragazzi, mi raccomando, Forza Italia questa domenica. Mi sono ricordato appunto adesso con Felipe Massa. Mamma mia, speriamo che riusciamo a ottenere una fantastica vittoria come abbiamo effettuato con la Germania. Mamma mia, stiamo superando a Felipe Massa. Grande passaggio all'esterno, non me ne ero neanche reso conto. Attenzione, frenata, Felipe Massa, il brasiliano ci supera. Dannazione, quarta posizione. Voglio salire sul podio, maledetto, ci vuole far restare in basso questo stronzone di Felipe Massa. Lo sto odiando perché non mi ha fatto passare. Cerchiamo di fare quello che abbiamo fatto con la Germania ragazzi all'interno della prossima competizione. Che è successo? L'ala anteriore ha subito dei danni, resta in pista a meno che il danno non ti crei problemi. Mamma mia ragazzi, abbiamo effettuato un piccolo danno all'ala anteriore, può crearci qualche problema, quindi io non rientro ai box neanche morto, quindi restiamo in pista, cerchiamo di non danneggiare altro. Quarta posizione non fa completamente pena, quindi possiamo restare. Allora ragazzi, parliamo dell'Italia. Bellissima partita, soprattutto questo Balotelli grandioso, 2 gol fantastici. Speriamo che riesca a ripetersi anche contro la Spagna, anche se la Spagna ha un gioco davvero molto attenzione, ha un gioco davvero molto competitivo, e quindi sarà davvero una bella partita, una competizione pari per me, per quanto riguarda le due partite. Per quanto riguarda le due squadre, Alguersuari si è fermato ai box. Alguersuari ai box, benissimo, allora guadagneremo un'altra posizione. E per quanto riguarda la partita ragazzi, quindi spero che l'Italia riesca a guadagnare la coppa, perché ho visto il suo gioco, ci sono davvero fantastici giocatori che permettono di garantire alla squadra un assetto difensivo fantastico e inoltre anche un'abilità nel contropiede davvero magnifica, che riesce a sorprendere gli avversari che affrontiamo. Con la Germania ci ritrovavamo davvero molto svantaggiati, però come avete ben potuto vedere, se avete visto la partita, ci siamo ritrovati con 2 gol di vantaggio al primo tempo. Quindi speriamo che riesca a ottenere la stessa prestazione, la stessa performance anche all'interno della prossima partita. E quindi cerchiamo di festeggiare un po' anche, cerchiamo anche di teletrasportare questi risultati in Formula 1, perché a quanto pare qui l'Italia, vedete un po', è seconda e terza, come potete ben vedere. La Germania si ritrova in prima posizione con la sua McLaren e non riusciamo proprio a superarla, perché non so, sembra che ha effettuato un aumento di cilindrata, l'ha modificata l'autovettura. Spingi di più, il pilota dietro di te si sta avvicinando. Ragazzi, entriamo in meditazione, non voglio scannare questo dannato ingegnere che continua a ordinarmi di superare, voglio vedere se fosse stato lui al mio posto. Intanto guardate che sono fighi fuochi d'artificio là in alto, fantastici, continuano
a festeggiare già prima dell'arrivo. Allora, rimangono 4 giri ragazzi, 4 giri da affrontare con calma, quindi rimarranno circa 32 curve da affrontare, quindi circa 30 km ancora da fare all'interno di questo tracciato. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare, soprattutto perché ancora la gara è ancora molto statica, non credo che riusciremo a beccare a Felipe Massa, a meno che non gli salti nuovamente una molla dalla sospensione e gli arrivi in testa. Comunque vediamo un po', anzi io direi che Vettel si sta avvicinando molto, chissà se guardiamo un po' all'interno del nostro kit medico se abbiamo una bella chiave inglese da lanciare in testa a Vettel e farlo sbandare, perché la sua presenza è inquietante dietro di me. Comunque vediamo un po' quello che riusciamo a fare nei prossimi giri ragazzi, vediamo se possiamo beccarci all'interno dell'ultimo giro, soprattutto sempre con questa prestazione. Guardate ragazzi dove ci ritroviamo accanto al nostro Felipe Massa, direttamente incollati al suo alettone posteriore. Vediamo se riusciamo a superarlo soprattutto in frenata. Mamma mia, guardate dove siamo riusciti ad arrivare. Selezioniamo la miscela 1 elevata in modo tale da superarlo. Non avrei mai creduto di riuscire ad arrivare direttamente al suo alettone posteriore. Fantastico, vediamo un po', ci ritroviamo all'interno dell'ultimo giro direttamente con un posto da guadagnare. Vediamo un po', molto vicini. Il nostro ingegnere, oh dannazione, taglio curva. Il nostro ingegnere ha detto di stare molto cauti con Felipe Massa accanto a noi per evitare di danneggiare la sua autovettura. Attenzione, possiamo utilizzare il DRS, forse ce la facciamo. DRS attivo ed ecco Fernando Alonso dietro Felipe Massa, DRS attivo, vediamo se riusciamo a superarlo. Niente ragazzi, neanche con il DRS attivo. E che caspita ha montato sotto questo motore questo dannato Felipe Massa. Vediamo se riusciamo a superarlo, soprattutto in accelerazione abbiamo molta più trazione, ma è un mostro questo Felipe Massa, mamma mia. Nonostante tutta questa potenza che abbiamo messo, il DRS, KERS e tutto il resto, non siamo riusciti a superarlo. Vediamo, miscela 1 elevata, oh attenzione ragazzi, forse in frenata, duello all'ultimo sangue tra compagni di... non ostacolatevi a vicenda. Non ostacolatevi a presente, vediamo un po' all'esterno, vediamo se riusciamo a passare, maledizione. Avanti, avanti che siamo forti. Dobbiamo guadagnare questo secondo posto ragazzi. Rimangono ancora circa 7 curve da fare. Vediamo un po' il DRS, ancora non lo possiamo utilizzare. Mamma mia, lotta all'ultimo sangue. Maledizione, vediamo se riusciamo a passarlo. Se ci fosse stato un altro giro l'avrei passato sicuramente. Eccoci qua in accelerazione, vediamo se riusciamo a prenderlo. In frenata riusciamo a toccare persino il suo alettone. Eccoci all'interno, riusciamo a superare Fernando Alonso. Scusate, Felipe Massa, mamma mia, in frenata, un'abile mossa direttamente all'interno. Mamma mia, voglia che parli ingegnere, neanche ascolto quello che dici. Seconda posizione guadagnata, superato all'ultima curva. E Van Elgen c'è ragazzi, all'ultima curva siamo riusciti a superare il nostro Felipe Massa, riscaldando il motore al massimo. Guardate del fumo che esce. Lewis Hamilton prima posizione, ma siamo felici lo stesso di aver guadagnato rispetto e soprattutto punti in più al nostro compagno di scuderia. Vediamo dov'è. Ragazzi, non ho usato la chiave inglese. Stia surriscaldando il motore, non spingere al massimo sui rettilinei. Lo so, però ormai è finita la gara ragazzi, non ho utilizzato la chiave inglese. Seconda posizione davanti al nostro Felipe Massa. Grandioso Fernando Alonso con la mimetica di Edward Van Elgen, 1.39.308. Fantastiche 5 posizioni guadagnate. Vediamo un po'. Secondo posto, una prestazione davvero eccellente. 18 punti per la nostra scuderia, Felipe Massa 15 punti, Lewis Hamilton, Vettel, Heidfeld, Alguersuari, Rosberg, Maldonado e così via ragazzi. Diamo un'occhiatina alla classifica generale, terza posizione, ci stiamo avvicinando ragazzi alla prima posizione, stiamo andando molto ma molto bene. Diamo un'occhiatina a Ferrari, 71 punti dalla McLaren, stiamo recuperando davvero molto. Se la prossima gara arriviamo primi e secondi io e Massa otteniamo davvero ottimi punti per superare la McLaren. Ciao a tutti!